abbiamo come ospite Giampaolo Scarante, stasera che è un onore avere qui con noi. Ecco, con Giampaolo Scarante proseguiamo la serie di incontri con personalità della cultura e del giornalismo dedicati alla Germania d'oggi. Il ciclo di conferenze si intitola Quadrante tedesco, 3 incontri tematici per delineare la realtà tedesca contemporanea in alcuni suoi aspetti rilevanti di carattere politico, culturale e storico. L'ambasciatore Giampaolo Scarante è stato in carriera diplomatica dal 1978. Ha avuto incarichi e ruoli di rilievo nel Ministero per gli Affari Esteri e nel governo italiano. La sua carriera si è completata essendo ambasciatore d'Italia in Grecia e in Turchia. È docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, laurea magistrale in politica internazionale e diplomazia, è analista politico e commentatore di politica internazionale. Qui Scarante tratterà le relazioni diplomatiche e non solo della Germania con il mondo e del mondo con la Germania. Sì, grazie per questa bella introduzione. Sono lieto di fare con voi questa chiacchierata virtuale. Vorrei subito entrare nel merito dicendovi una cosa: non fatevi influenzare dal titolo. Nel titolo c'è la parola Germania in evidenza. Oggi parlare delle relazioni internazionali che vedono protagonista la Germania, come parlare delle relazioni che vedono protagonista altri paesi, significa parlare del mondo. Non si può più parlare della Germania in quanto tale, ma della Germania in quanto mondo. E mi spiego meglio. Questo perché noi viviamo in un secolo molto speciale. Il XXI secolo è un secolo che ha le caratteristiche peculiari, e comincio da questo perché credo sia utile precisare sin dall'inizio. Allora, voi siete studenti universitari, avete studiato la storia e avete visto che la storia dell'uomo, perlomeno nella storia moderna, limitiamoci a quella più vicina a noi, è una storia, diciamo, lineare, cioè nei secoli preparano gli sviluppi successivi. Non so, il XV secolo è il secolo delle grandi scoperte, l'Europa esce dal Medioevo con un sacco di competenze, di conoscenze, di ricchezze che vuole espandere verso l'esterno, e il XV secolo prepara già il XVI perché si comincia a aprirsi al mondo e soprattutto a introdurre quel pensiero scientifico che poi nel XVI, nel secolo successivo, vedrà Galileo col metodo sperimentale e via via. Il Settecento poi porterà addirittura a compimento questo con il pensiero scientifico che porta ai vaccini, a tutte quelle scoperte straordinarie che poi proseguono. Cioè i secoli sono uno sviluppo lineare uno dell'altro. Ecco, il XXI secolo invece rappresenta una cesura, perché la storia oggi, in questo secolo in cui voi vivrete interamente, rappresenta qualcosa di completamente diverso. Cioè la storia si cala in un contesto che è radicalmente diverso dal passato, ma non perché ne è uno sviluppo lineare, perché è qualcosa di profondamente diverso. Mi spiego meglio, il mondo in cui viviamo, questo XXI secolo, è stato preparato, a dire la verità, da alcune cose, come per esempio la rivoluzione che c'è stata informatica, delle comunicazioni, dei trasporti, la globalizzazione, tutte cose che hanno reso il mondo molto più unito, molto più vicino. Oggi quello che avviene da una parte del mondo ha riflessi nell'altra. Diciamo che oggi il mondo, e questo vale anche per le relazioni di natura internazionale, non funziona più come delle isole che si contattano, si collegano fra di loro. È un unico mondo, è come una specie, sapete che il mondo originario si chiamava Pangea, era un unico continente. Ecco, oggi si sta come ricostituendo una Pangea virtuale in cui il mondo e tutto quello che avviene ha ripercussione da una parte e dall'altra. Questa premessa che vi faccio, discendono due cose importanti, e cioè la prima è che le nostre strutture mentali, cioè quello che abbiamo in mente, quello che abbiamo studiato a scuola, poi all'università, le nostre esperienze, quello che abbiamo sentito in famiglia, insomma tutta quella strumentazione che abbiamo in testa e con cui guardiamo la realtà, in questo secolo che ha questa cesura rispetto al passato, non funziona più tanto. Cioè molto spesso voi sentite anche da analisti importanti che dicono ma questo è incomprensibile, è stranissimo, mai visto, mai sentito, cioè ci sono reazioni di questo tipo, proprio perché noi, la nostra strumentazione intellettuale è tarata su secoli diversi e quello che vediamo oggi non riusciamo a inquadrarlo bene. Quindi dobbiamo guardare il tutto con occhi nuovi.
cercare di sforzarci di guardare il mondo con occhi nuovi. La seconda cosa che vi voglio dire in questa premessa è che la consapevolezza del mondo oggi non è più un'alternativa, ma è un'assoluta realtà. Cosa intendo per consapevolezza? Consapevolezza è un po' quello che state facendo voi oggi seguendo questa mia chiacchierata, cioè cercando di capire quello che ci sta intorno. Uno può vivere guardando la punta delle sue scarpe ed essere soddisfatto delle cose che fa senza guardarsi intorno, ma oggi essere consapevoli che il mondo è grande, pieno di problemi, ci sono tante cose, non è più una scelta ma è una necessità. Perché una necessità? Perché tutto quello che avviene, se lo ignoriamo, ce lo ritroviamo in casa. E quindi dobbiamo pensarci prima per cercare di prevenire e di capirlo. Quando scoppia la guerra in Ucraina, avreste immaginato che la guerra in Ucraina si ripercuotesse sulle bollette, sul carrello della spesa, su tante cose di questo tipo nella nostra vita quotidiana? Certamente no. Io ho una certa età e ricordo, per esempio, altre guerre. La guerra del Vietnam, che avviene in un contesto diverso, in un mondo bipolare, era una guerra importante in cui emotivamente ha scatenato le folle, ma tutti sapevamo che qualunque risultato fosse stato raggiunto durante quella guerra, la nostra vita in Italia, la mia vita, non sarebbe cambiata. Oggi possiamo dire così? No, non è così. Pensate al Medio Oriente, quanto siamo preoccupati per quello che avviene in Medio Oriente, perché anche lì si giocano partite che ci vedono non spettatori ma protagonisti. Pensate, non so, alla diffusione del terrorismo anche in Europa, come in parte è avvenuto, per fortuna in maniera limitata a seguito di queste ultime vicende, ma pensate ai temi che sottintendono anche il Medio Oriente, cioè se il fatto, per esempio, se l'Islam sia coerente o compatibile con la democrazia, no? Un grande tema, che non è un tema a cui noi guardiamo come spettatori, è un tema a cui noi guardiamo come partecipanti, perché sono temi che sono all'interno delle nostre società, sono temi che sono all'interno dell'Europa, ma ci sono addirittura zone lontane di cui noi non siamo mai occupati, che hanno delle conseguenze sulla nostra vita. Pensate al Sahel, se ne parla poco, se ne parla un po' di più adesso, forse dopo i colpi di Stato dell'estate, ma il Sahel, una zona lontana del centro Africa in cui vivono in cui coesistono 4 stati, ecco, il Sahel è importante anche per noi, perché da come funzionano le cose in Sahel, da quello che sta accadendo, ed è molto grave quello che sta accadendo, dipende l'immigrazione in Italia, per esempio, dipende la sicurezza del nostro paese, abbiamo dei soldati del Sahel, magari non lo sappiamo. Insomma, questo per dirvi che tutto quello che sta avvenendo nel mondo ci deve vedere come compartecipi e non spettatori, perché il mondo si sta trasformando e noi vediamo questa trasformazione. Guardate, chiudo con una immagine che credo sia molto significativa. Se voi venite a Venezia e andate al museo di Carezzonico, andate all'ultimo piano, c'è un bellissimo dipinto di Gian Domenico Tiepolo che si chiama Il mondo nuovo. Ed è un dipinto molto strano, anche per l'epoca. Si vedono le persone solo di spalle, che guardano verso il mare, dove c'è una nave, c'è qualcosa, non si capisce cosa guardano. Gian Domenico Tiepolo lo dipinge nel 1791, il 1791 era un periodo di cesura anche quello, in cui stava avvenendo qualcosa di straordinario, qualcosa stava arrivando. E Gian Domenico Tiepolo non sa cos'è, ma ci fa vedere la gente che aspetta questo mondo nuovo. Ecco, voi dovete essere un po' come queste persone, aspettare il mondo nuovo che sta arrivando e guardarlo con occhi nuovi, cercando sempre di tenere presente che quello che abbiamo in testa non sempre corrisponde a quello che vediamo e che quindi dobbiamo sforzarci di trovare nuove formule di comprensione. Vorrei adesso venire invece ai rapporti più precisi, ma permettetemi di cominciare a parlare di Germania, a parlare della mia Germania. Io come diplomatico sono stato da giovane in Germania, è stata la mia seconda sede, e sono arrivato in Germania quando c'erano ancora 2 Germanie. Sono arrivato nel 1982 a Dortmund, nel nord della Germania. E avevo una circoscrizione consolare molto ampia, ero molto contento perché era un ufficio, ero molto giovane, dirigevo un ufficio importante con tantissimo personale. E quindi arrivo in questa Germania, come sempre avviene, c'è qualcuno che sa qualcosa più di me. Tenete presente che io arrivavo dall'Albania, quindi in qualche modo, come posso dirvi, ero andato da un antipodo all'altro, perché in quel tempo l'Albania era un paese chiuso, retto da un regime comunista, il cui presidente si chiamava Enver Hoxha, totalmente sigillato verso l'esterno e di uno sviluppo culturale, sociale, economico molto basso. E io dall'Albania sono andato invece nel paese dove lo sviluppo economico, culturale e sociale era forse il più elevato in Europa, quindi è stato un salto molto notevole. Comunque arrivo in Germania e trovo quelli che sanno, trovate sempre quando andate in un paese qualcuno che sa tutto sul paese, cosa generalmente non vera. Trovo qualcuno che mi dice, per me, i rapporti fra l'Italia e la Germania e fra gli italiani e i tedeschi
sono sintetizzabili in una frase. E io gli chiedo, ma qual è questa frase? Dice, guarda, la frase è la seguente. Gli italiani stimano i tedeschi, ma non li amano. I tedeschi amano gli italiani, ma non li stimano. Dice, secondo me questa è la situazione. Ora, questa era una frase molto come tutte le frasi che semplificano le cose, era sicuramente una semplificazione non esatta. Allora forse un po' di più, ma oggi certamente non credo corrisponda alla realtà. Perché il rapporto fra italiani e tedeschi, se vogliamo metterla su questo piano, ha molte simmetrie, ma anche molte complessità. La frase che vi ho citato è un esempio di una semplificazione che va al di là delle complessità, ma alcune di queste complessità sono anche difficili da interpretare, ma vanno interpretate. Allora, ho detto la parola simmetrie. Perché ho citato le simmetrie? Perché proviamo un attimo con la storia. L'Italia arriva all'unificazione nel 1861, la Germania 10 anni dopo. Entrambe arrivano in un modo simile, cioè non arrivano sull'onda di una rivoluzione che comporta una totale e radicale modifica degli assetti, ma arrivano sull'onda di un lavorio diplomatico di grandi diplomatici e statisti. Per l'Italia era Cavour, per la Germania era Bismarck. Cavour muore subito dopo, Bismarck invece resta altri 10 anni e quindi continua a lavorare per la Germania. Successivamente i nostri due paesi hanno avuto due dittature, più lunga quella italiana, è durata 20 anni, più breve ma più tragica quella tedesca, è durata 12 anni. Da queste tragedie entrambi i nostri paesi ne sono usciti a pezzi, diciamocelo, ma entrambi sono rinati con molta forza. Siamo tornati alla democrazia, con due costituzioni, la nostra del 46, la tedesca del 49, che ci regolano ancora oggi e che sono basate su principi democratici molto simili e molto vicini. E poi soprattutto direi, abbiamo entrambi, tedeschi e italiani, ricostruito un paese totalmente distrutto, con una determinazione e in tempi che hanno assolutamente dell'incredibile. Oggi la Germania è la quarta economia al mondo, l'Italia è l'ottava, abbiamo Italia e Germania le più forti economie manufatturiere in Europa e siamo stati entrambi membri fondatori dell'Unione Europea e ancora oggi siamo membri imprescindibili di questa istituzione. Il governo italiano inoltre ha dovuto affrontare un tema interno, simmetrico, anche se diverso rispetto a quello affrontato dal governo tedesco, appena avviata la nostra unificazione. Parlo del tema del divario fra nord e sud, che all'inizio assunse addirittura il forma di una guerra civile, il famoso brigantaggio meridionale, un tema molto complicato che ha visto degli sviluppi e dei progressi, ma che a tutt'oggi non può dirsi risolto. Anche la Germania ha affrontato un tema del genere, quello in epoca molto più recente, quando delle due Germanie se ne è fatta una sola nel 1990. E fu un'operazione molto difficile. Io ricordo molto bene la Germania dell'Est, da Berlino, quando si attraversava un passaggio che si chiamava Checkpoint Charlie. Ecco, nulla poteva essere più immediato nel vedere la differenza fra le due Germanie. Da un lato c'era la scintillante Germania Ovest, con la strada piena di negozi, di macchine, di persone vestite bene. Dall'altra parte si usciva dalla metropolitana, si usciva dal Checkpoint Charlie e si vedevano edifici distrutti, ancora bruciati dalla seconda guerra. Insomma, c'era come un'immagine fotografica di una differenza enorme fra le due Germanie. E quella differenza c'era, perché le due Germanie erano molto diverse, anche come stadi di sviluppo, come società, come cultura, come storia. Però il governo tedesco complessivamente è riuscito in questa opera straordinaria di unificazione, anche perché è stato aiutato, direi, in maniera intelligente dall'Unione Europea. Insomma, da qualunque parte noi guardiamo questo rapporto con la Germania, troviamo delle simmetrie e delle particolarità che lo rendono sicuramente comunque uno dei rapporti più vitali all'interno dell'Unione Europea. Se ne parliamo in questi termini è proprio perché è vitale, perché non ne siamo indifferenti. Pensiamo perfino al calcio. Il calcio che è amato dagli italiani e dai tedeschi, una partita di calcio a livello nazionale fra Italia e Germania è sempre una cosa speciale, è sempre una cosa particolare, una cosa particolarmente sentita, particolarmente importante, al punto che gli appassionati di calcio sapranno che una delle partite storicamente più straordinarie sul piano sportivo, sul piano emotivo, è proprio un'Italia-Germania del 1973, quella che finì 4-3. E il fatto di aver concluso i campionati del mondo del 2006 a Berlino, se ricordate, tutti i commentatori furono unanimi nel dire che il fatto di vincere a Berlino è stato qualcosa che ha aumentato il valore, il prestigio di questa vittoria, proprio perché esiste un rapporto speciale e particolare fra noi e la Germania. Insomma, le cose che riuniscono
o che assimilano l'Italia e la Germania sono tantissime. La storia, la società, la cultura, lo sport e anche la politica, come adesso vedremo. Ma è proprio per questa ragione che il nostro rapporto a volte è così passionale, così alternativo, a volte ci detestiamo, a volte ci amiamo, a volte ci consideriamo completamente opposti, proprio perché siamo così profondamente legati e così profondamente connessi dalla storia e dal presente, non possiamo essere indifferenti uno all'altro. Infatti non siamo indifferenti uno all'altro. Ecco, potremmo continuare a lungo su questi parallelismi, però ce n'è uno che in genere è considerato indiscutibile. E cioè l'immagine, come si dice oggi, la percezione dei due paesi è che la Germania è un paese stabile e l'Italia è un paese instabile. Quando si dice questo, in genere si fa riferimento soprattutto ai tanti governi avuti dalla nostra Repubblica del secondo dopoguerra. Noi abbiamo avuto 68 governi, un numero altissimo, mentre la Germania ne ha avuti molti di meno, un terzo, 23. Allora si dice i governi sono frutto di stabilità. Però non credo che le cose stiano esattamente così, perché se noi, al di là del numero dei governi che si sono succeduti, consideriamo la sostanza della politica che questi governi hanno espresso, vediamo che i governi italiani, pur nel cambio continuo, sono stati governi assolutamente all'insegna della continuità. L'Italia è rimasta fedele alleato della NATO, dell'Unione Europea, allineata con i paesi con cui ha più affinità, cioè non ci sono stati grandi sbalzi, quindi credo che in realtà questa apparente instabilità dell'Italia rispetto alla Germania nella sostanza non sia poi esattamente così. Ma c'è una cosa, e con questa chiudo i parallelismi fra i due paesi, che sicuramente c'è ed è oggettiva, ed è un dato di cui non si parla moltissimo nei termini corretti, e credo che si dovrebbe farlo perché è un esempio molto positivo. C'è un pezzo d'Italia e un pezzo di Germania che hanno di fatto raggiunto una sorta di integrazione economica, ma completa, sotto tutti i profili. Penso all'Italia del Nord, Piemonte, Lombardia, in parte il Veneto, e la Germania del Sud, dove esiste una unificazione produttiva che è del sorprendente, non da oggi. In alcuni settori, come quello dell'automobile, l'integrazione è quasi assoluta. Circa metà di un'automobile tedesca contiene parti fatte in Italia. E addirittura queste parti integrate, queste regioni integrate, sono talmente integrate fra di loro, appunto, che reagiscono allo stesso modo agli input esterni. Se c'è una crisi, entrano in crisi tutte e due. Se l'economia tira, tirano tutte e due. Cioè reagiscono come un unico distretto globale, come un'unica regione, ed è questo un elemento che rende molto forti i rapporti fra Italia e Germania, perché quante volte l'Italia e la Germania si sono visti costretti a chiedersi reciprocamente l'aiuto. La Germania lo concede all'Italia, come per esempio nel caso del PNR, che non si sarebbe potuto fare senza la Germania, anche perché vede che l'integrazione economica è tale che è necessario procedere insieme su una via che era stata avviata. Allora, vediamo un po' in dettaglio invece all'Europa, alle politiche, diciamo, dei nostri paesi, soprattutto la politica della Germania. La Germania, come vi ho detto, è un membro fondatore dell'Europa, è una parte integrante. Per lunghi anni, ricorderete una frase, si diceva il direttorio franco-tedesco è il motore dell'Europa. Il direttorio franco-tedesco si riferiva al fatto che Francia e Germania insieme elaboravano politiche europee che poi venivano adottate e portavano avanti l'Europa. Era un'idea molto comune il fatto che Francia e Germania fossero effettivamente, come posso dire, una delle componenti più unificanti dell'Europa e una delle componenti più propulsive. Fino a non moltissimi anni fa, una ventina forse di anni fa, era prassi comune nei consigli europei che Germania e Francia si riunissero prima del Consiglio, riservatamente, perché si mettevano d'accordo sui temi e il modo in cui sarebbero stati risolti, che poi venivano affrontati e discussi nei consigli. Ecco, tutto questo è stato un fatto sicuramente positivo, anche se in molti aspetti venne criticato, perché non sempre fu propulsivo, a volte fu un freno per l'Europa, però certamente sul piano economico la Germania è considerata ancora ad oggi, nonostante le difficoltà di cui vi dirò, la locomotiva d'Europa, cioè era il paese a cui fare riferimento. Per vedere come le cose andavano sul piano economico si guardava la Germania. Se la Germania andava bene, le cose andavano bene, se la Germania andava male, le cose andavano male. Si guardava sempre la Germania, la cosiddetta locomotiva tedesca era un punto di riferimento. E questo perché? Perché facciamo un attimo un passo indietro. A partire dal secondo dopoguerra, la Germania si è occupata soprattutto
della propria economia, della tutela della propria economia, che significava naturalmente poi progresso, welfare, benessere da distribuire attraverso ai suoi cittadini. E quindi ha costruito una politica che era funzionale a questo sviluppo economico. Cioè, per esempio, non era una politica che aveva una visione dell'Europa o una visione del mondo in cui la Germania era protagonista. Era una politica che intendeva tutelare e proteggere lo sviluppo economico tedesco, sia all'interno dell'Unione Europea sia all'esterno. Quindi non c'era una strategia politica, la Germania non l'aveva, e non l'aveva per due grandissime ragioni. La prima era che forse nessuno l'aveva, in quanto anche l'Italia, la Francia, in maniera diversa, la Germania, eravamo parte di un blocco. Era il blocco occidentale, diciamo, capeggiato dagli Stati Uniti, in cui non è che si potessero fare molte cose se gli Stati Uniti non la volevano. Il blocco era qualcosa di straordinario. Credo che oggi per voi che avete appunto l'età universitaria sia un po' difficile immaginare questa cosa, perché siamo lontani, ma quei due blocchi di allora, che per un certo numero di anni furono la nostra realtà in cui vivevamo, erano due cose straordinarie, perché erano due divisioni che erano due divisioni quasi religiose. Cioè non erano due divisioni solo politiche, c'era sì una politica da una parte, una politica dall'altra, ma erano due mondi che si contrastavano su tutto, sulla visione politica di cosa si dovesse fare all'interno del paese, il collettivismo, lo statalismo, la libertà d'impresa, sulle libertà individuali, il partito unico, le libertà, insomma, era completamente diverso. E addirittura c'era una linea fisica, che era la cortina di ferro, che stabiliva chi erano quelli da una parte e quelli dall'altra. E se si fa una cortina fisica, significa che c'è qualcosa di molto diverso tra una cosa e l'altra. Quindi quel mondo lì impediva alla Germania di elaborare una propria politica, ma non è che la Germania non ha avuto una politica estera, assolutamente no. La sua politica estera che ha sviluppato, e fu una politica anche importante, era però conseguente e strutturale all'idea del proteggere la sua economia, che era quello il nucleo, il pilastro della sua visione del mondo. Politica estera che ebbe anche degli sviluppi in questa direzione, perché negli anni 70 ci fu per esempio la famosa Ostpolitik di Willy Brandt, che fu un fatto clamoroso per l'epoca. Immaginatevi la Germania Ovest che apre un dialogo con la Germania Est e attraverso la Germania Est con l'Unione Sovietica. Era un'apertura anche quella, che era dettata forse anche da ragioni di politica interna, si voleva in qualche modo collegare un legame tra le due Germanie, anche se solo diciamo di natura diplomatica, ma era dovuta anche al fatto che si guardava lontano, che si pensava alla Russia come mercato, si pensava all'altra Germania come mercato potenziale. Quindi anche quello discendeva dall'idea che la Germania in quella fase storica si occupava di se stessa, si occupava dei suoi problemi, della sua economia e di andare a procedere sempre oltre sul benessere, sul welfare e su tutto quello che ne comportava. La seconda ragione era che la Germania, il passato della Germania era un peso, un fardello enorme. Immediatamente dopo la guerra lo si può capire, ma ancora oggi è un fardello enorme. La Germania, prima di elaborare una sua politica estera che guardasse all'esterno e indicasse come la Germania si poneva verso il mondo, era frenata dal fatto che era avvenuto tutto quello che era avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale. E guardate, questo che sembra un passato lontanissimo, invece è un passato che per la Germania è presente. Non perché la Germania non abbia fatto i conti col passato, anzi li ha fatti molto meglio di noi, gli italiani che siamo ancora a mezza strada. La Germania ha fatto i conti col passato, però il passato è così forte, così incommente, che ancora oggi è un elemento che impedisce quasi, o rende difficile alla Germania quasi di affacciarsi all'esterno. Mi spiego meglio. Guardate, una cosa mi ha molto colpito. Sapete che il 7 ottobre c'è stato questo terribile attacco di Hamas in Medio Oriente, no? Ecco, la Germania è stata l'ultimo paese a reagire. Tutti i paesi hanno subito condannato questo attacco, poche ore dopo. La Germania ha aspettato 2 giorni. E la frase che ha detto il cancelliere tedesco nell'esprimere la posizione tedesca è una cosa, secondo me, che spiega tutto questo, che spiega in parte tutto questo. Il cancelliere tedesco ha detto questa frase, vi ripeto le parole esatte per non alterarle, ha detto: la nostra storia e la nostra responsabilità per l'Olocausto ci impone il dovere perenne di difendere Israele. E poi ha continuato: la sua sicurezza è la ragione di Stato della Germania. Cioè parole fortissime, in cui il passato è ancora presente. La Germania si sente obbligata per qualcosa che è successo 70 anni fa. Quindi vedete, la seconda ragione per cui la Germania non ha elaborato una politica estera verso l'esterno, che fosse una politica di una visione sua verso l'esterno, come per esempio alla Francia, no? Ecco, è stata questa,
che il fardello del passato continua a essere un freno, nonostante la Germania l'abbia elaborato, e in qualche modo l'abbia anche superato all'interno, molto meglio di noi, come vi dicevo. Questo, vi dicevo, le aperture, questa politica, la politica tedesca che c'è stata comunque, non era che non esistesse nessuna politica, ha portato all'Ostpolitik, cioè l'apertura verso l'est, ma in anni molto più recenti a noi questa politica verso l'est ha significato anche un rapporto speciale con la Russia, che oggi è una cosa molto delicata da dire, ma la Germania ha sviluppato un rapporto particolare con la Russia e c'erano tutte le ragioni per farlo, perché la Russia è un paese complementare alla Germania. Guardate che quello che dico della Germania vale molto anche per l'Italia, perché l'Italia, la Germania è un paese, una grande potenza manifatturiera, ha bisogno di materie prime da trasformare e poi rivendere, e la Russia ha tutte le materie prime che servono all'industria manifatturiera, quindi c'è una complementarietà oggettiva. L'immensa macchina produttiva tedesca ha bisogno di energia a buon mercato e per tanti anni ha avuto l'energia a buon mercato attraverso i gasdotti con la Russia. E oggi che siamo così critici verso questi aspetti, perché col senno di poi abbiamo visto la Russia aggredire l'Ucraina, abbiamo detto, beh, abbiamo sbagliato a avere questi rapporti con la Russia. Ma allora, guardate, va detto, perché lo disse la Merkel in varie occasioni, dice, guardate, non è che è un rapporto che noi importiamo dalla Russia, con questi gasdotti, con queste relazioni, noi agganciamo la Russia all'Europa. Era anche un'idea che, ahimè, si è rivelata sbagliata, che la Russia potesse essere agganciata all'Europa attraverso questi meccanismi che rendevano molto sinergiche la produttività europea, in particolare quella tedesca, e le materie prime della Russia. E poi, oltre alla Russia, la Germania ha cominciato a guardare più lontano, ha guardato alla Cina. E la Germania è uno dei paesi che ha un maggiore rapporto con la Cina, ha un rapporto privilegiato. Oggi il principale partner europeo della Cina è la Germania a tutt'oggi. E con la Cina, voi sapete, anche lì le cose stanno cambiando. La Cina è diventata il competitore e oggi l'avversario degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno ricostruendo tutta una serie di alleanze contro la Cina. La stessa NATO è in corso un collegamento con le alleanze che gli Stati Uniti hanno in Indo-Pacifico, con il famoso Quad, che è un'alleanza tipo la NATO nell'Indo-Pacifico. Si vuole che le due alleanze siano insieme. Tutto questo fa sì che la Cina ormai è l'avversario, quasi il nemico, e questo frena moltissimo la Germania sul mercato cinese, per esempio. Cioè, quelle sbocchi che la Germania aveva elaborato nei confronti della propria economia per la Russia, in Oriente e in Cina, stanno cominciando a essere sempre meno efficaci per un sacco di ragioni. Pensate alle sanzioni che ci sono state, che hanno colpito la Germania e l'Italia soprattutto. Il sistema sanzionatorio è stata una delle ragioni per cui la Germania oggi è entrata in crisi, ha una crisi relativa, ma una crisi economica non insignificante. È stata la ragione per cui noi abbiamo avuto l'IVA al 6%, l'inflazione al 6%. E questo sistema sanzionatorio, che è stato approvato coerentemente e convintamente da tutti, ancora oggi in realtà non ha funzionato, se dovessimo essere oggettivi, perché non so, ricorderete che uno statista come Draghi disse in 7 mesi la Russia scoppia con le sanzioni. Sono passati un sacco di tempo e non è scoppiata. Quindi in realtà le sanzioni non hanno prodotto quello che si immaginava, ha però prodotto delle conseguenze in cui la Germania e l'Italia sono semplicemente portatrici. Ecco, questo quadro che vi ho fatto molto sintetico, consideratelo finito irreversibilmente. Tutto questo non c'è più. Non c'è più il direttorio franco-tedesco, come potete vedere. L'Europa ha una sua crisi di crescita in cui deve, come ha detto Draghi qualche giorno fa, deve essere reinventata. Bisogna inventarsi qualcosa per l'Europa. Quindi la crisi non funziona più, il direttorio franco-tedesco. La Germania, per il venir meno del rapporto con la Russia, per le complicazioni col rapporto con la Cina, è in qualche modo costretta a entrare nella storia. Cioè a non essere più quel paese che guarda a se stesso e cerca sempre di stimolare la propria economia nell'interesse dei suoi cittadini e non guarda più in là di questo, e deve costruirsi un qualcosa. Cioè deve costruirsi una politica estera, deve costruirsi non una politica estera che ce l'ha, diciamo, ma una visione del mondo che sia coerente con questo momento in cui si vive così difficile e così drammatico. È finita un'Europa anche in cui gli Stati europei pensavano soprattutto a se stessi, pensavano a crescere, pensavano a migliorare il proprio benessere, a distribuirlo fra i propri cittadini. La Germania aveva raggiunto livelli di integrazione energetica con la Russia notevoli, di presenza sul proprio mercato notevolissima, di principale partner economico della Cina. Ecco, tutto questo viene messo in discussione.
Il gasdotto Nord Stream, che in qualche modo simboleggiava questo rapporto della Germania con la Russia, è stato fatto saltare, e la fine fisica di questo rapporto fra la Russia e la Germania, in parole povere, vuol dire guardate che non si torna più indietro, mai più si potrà tornare indietro. È esploso, il rapporto è esploso come è scoppiato questo gasdotto. I gasdotti sono legami fisici nei due sensi, non solo in un senso, non solo da chi prende l'energia, ma anche da chi la vende, sono legami che legano venditori e produttori e utilizzatori. Ecco, tutto questo è finito e noi stiamo addentrandoci in un mondo che non conosciamo. È un mondo difficile e la Germania oggi si trova in una posizione difficile. Non a caso uno dei nostri analisti di Limes, Caracciolo, ha intitolato un suo intervento di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, ma dove è finita la Germania? Perché la Germania in questo momento ha una crisi, qualcuno dice di leadership, perché il cancelliere attuale sicuramente non è un grandissimo cancelliere, ma non è quello il punto. La Germania oggi deve elaborare questa sua nuova posizione e crearsi una nuova politica che possa poi portare avanti, non è una cosa semplice. Molti simboleggiano questo momento di crisi della Germania, di incertezza della Germania, di crescita della Germania, con quello che è accaduto a Doha. Il presidente tedesco che arriva in aereo, calano la scaletta, mettono il tappeto rosso e non c'era nessuno ad aspettarlo. Ha atteso mezz'ora perché si erano dimenticati di lui. Cioè il protocollo si è scusato, ma si erano dimenticati. Una cosa sul piano diplomatico incredibile, insomma, cioè che non avviene mai. Però qualcuno vede anche in questo segnale di dire guardate, la Germania oggi si è un po' persa. Deve elaborare una sua politica estera nuova, che la collochi nel mondo, perché è uscita dal guscio, è entrata nella storia, come si suol dire, e non è una cosa facile, non è una cosa semplice. Kissinger diceva, sapete che è morto da poco un grande diplomatico, anche un uomo di Stato, insomma statunitense, della Germania tanti anni fa, diceva la Germania è un PIL che non ha una strategia politica. Cioè intendeva dire la Germania è una grande potenza economica ma non sa cosa vuole dal mondo, non sa cosa fare. Ecco, oggi la Germania è alla ricerca del PIL, è alla ricerca di una strategia politica. E io credo, oggi è difficile dirlo perché come sapete quando noi elaboriamo, diciamo, delle analisi, vediamo per esempio un momento del cambiamento come questo, noi vediamo che questo è un momento di cambiamento, non c'è alcun dubbio, cambiamento storico, cambiamento epocale, il grande gioco, come si chiama, no? Il nuovo riassetto di tutti gli equilibri mondiali, ma non capiamo bene in che direzione stiamo andando. Il mondo sicuramente è irto di pericoli, ma credo che in questo gioco, in questo grande cambiamento, io sono convinto che la Germania deve avere un ruolo, avrà un ruolo, perché il confronto con l'Est, il confronto con l'Oriente, che noi oggi in qualche modo stiamo delineando, perché la Russia, qualunque modo finisca la guerra, certamente i rapporti con la Russia saranno molto difficili e la Russia sarà sempre più gettata a Oriente rispetto a noi. E con la Cina i rapporti sono un grande punto interrogativo. La grande novità sarà quella forse di un confronto fra Stati Uniti e Cina, che non sappiamo come andrà a finire, speriamo che sia un confronto di natura politico, diplomatico, economico e non militare, ma certamente si sta delineando qualcosa. Il modo che sta arrivando, quello che vi dicevo, il Tiepolo aveva disegnato nel 1791 in maniera così efficace, è un mondo che non conosciamo bene, che potrebbe essere un mondo pericoloso, potrebbe essere un mondo peggiore. Ma certamente di questo io sono convinto, noi non possiamo ipotizzare un'Europa che non guardi a Oriente. Non possiamo ipotizzare una nuova cortina di ferro che ci isoli dalla Russia e da tutto quello che c'è al di là della Russia. Certamente noi dovremo rivedere i nostri rapporti e distinguerli da quelli degli Stati Uniti, che sono in una fase diversa. Gli Stati Uniti in questo momento stanno riorganizzando le cose per cercare di restare superpotenza nel mondo, quindi organizzano l'Europa in una certa direzione, organizzano l'Indo-Pacifico in una certa direzione. Ecco, l'Europa non può restare all'interno di questo disegno, dovrà in qualche modo guardare a se stessa naturalmente, mettere ordine a casa sua, ma dovrà guardare a Oriente. E nell'Oriente c'è la Russia, ma ci sono tantissimi altri paesi, fino alla Cina. E io sono convinto che in un futuro, una futura apertura, che non so quando sarà, ma che sarà necessariamente inevitabile, io sono certo che la Germania sarà un riferimento per tutti noi. Sarà un riferimento perché la Germania in momenti difficili ha sempre saputo gestire i propri rapporti con mondi diversi, come per esempio l'Oriente, la Russia, questi paesi. E credo che lo potrà fare ancora. E spero che lo faccia con l'Italia, a cui ci accomunano molte cose, non solo quelle che vi ho detto, ma il rapporto con la Russia, il rapporto con la Cina, possiamo farne una fotocopia.
Voi sapete come è finito il nostro protocollo sulla via della seta. L'Italia aveva firmato 2 anni fa un protocollo, unico paese del G7, unico paese occidentale, europeo, credo, un documento che ci permetteva di aderire a questa grande idea della via della seta. La via della seta è un'idea che noi chiamiamo via della seta, invece i cinesi assolutamente non chiamano via della seta, perché noi siamo molto romantici e pensiamo alla via della seta dei tempi di Marco Polo, dei tempi di Erodoto. Erodoto raccontava della via della seta. 3.000 chilometri che Erodoto diceva si percorrevano in 3 mesi in carovana, e in 9 giorni i corrieri a cavallo che portavano la posta dell'impero persiano la percorrevano in 9 giorni, quindi 3.000 chilometri in 9 giorni non è da poco. Ecco, noi pensavamo a quella via della seta. La Cina invece è molto più razionale, ha pensato a un'altra via della seta, e cioè una grande infrastruttura terrestre e marittima che però in qualche modo le permettesse di sfuggire al mare e soprattutto ai punti nevralgici del mare e agli stretti che sono tutti controllati dagli Stati Uniti. Ecco perché ha fatto una grande linea ferroviaria che dalla Cina arriva in Germania, proprio, e non è un caso che sia la Germania, su cui esportare i propri prodotti. Ed è quella la via della seta che loro intendono. Loro la chiamano One Belt, One Road, non la chiamano via della seta. Ecco, noi abbiamo aderito a questo progetto, convinti che avrebbe dato dei risultati, non li ha dati, non credo che in 2 anni avrebbe potuto darli, però quello che è avvenuto una cosa che si ripete regolarmente, cioè l'Italia ha fatto una cosa, cioè come posso dire, ha detto una cosa ma non l'ha fatta, cioè ha detto che avrebbe incrementato i propri rapporti con la Cina firmando il protocollo, ma non li abbiamo incrementati, siamo rimasti lì. Altri paesi, l'Olanda per esempio, la Germania e altri paesi, nello stesso periodo non hanno firmato il protocollo ma hanno incrementato notevolissimamente i loro rapporti, cioè l'hanno fatto e non l'hanno detto, noi l'abbiamo detto e non l'abbiamo fatto. Ecco, per dirvi, il rapporto con la Cina sarà sicuramente un rapporto molto importante e io credo che la Germania potrà sicuramente giocare un ruolo fondamentale. Cioè, credo che in definitiva la Germania saprà trovare quella strategia e non essere più solo un PIL, come diceva Kissinger, e spero che lo faccia insieme a noi, all'Italia. Ti ringrazio molto per tutti questi spunti che ci hai dato. Adesso so che gli studenti hanno delle curiosità e adesso vengono a farti delle domande. Buonasera. Allora, Buonasera. le domande che io volevo farle erano su un suo parere o previsione di come potrebbe essere un futuro delle nazioni che sono sempre più amalgamate. Come diceva lei, non si può parlare di una Germania isolata dal mondo perché ormai non è più possibile con la globalizzazione. Lei cosa pensa del futuro dell'Europa? Dell'Europa, del mondo in generale. Allora, io direi una cosa che forse non ho detto bene quando ho parlato prima, cioè uno dei punti importanti che voi dovete sapere, perché penso sarete un giorno dei comunicatori, dei mediatori, no? Cercare di capire come funziona il mondo, come si regola, come regola i suoi problemi, no? Ecco, il mondo e la comunità, chiamiamola degli stati, cioè i vari stati del mondo, non solo europei, tutti quanti, hanno cercato in vario modo di regolare le loro relazioni e non ci sono molto riusciti, non è stata un'operazione molto brillante. Solo in tempi recenti noi pensiamo alle Nazioni Unite, e le Nazioni Unite che dovevano nascere proprio per risolvere le controversie e impedire le guerre, insomma, non sono presenti nelle principali crisi. Pensa al Medio Oriente, all'Ucraina, ecco, hanno un ruolo le istituzioni delle Nazioni Unite molto poco, sotto forma di assistenza, ma sul piano politico della pace, della tregua, come vedi, anzi sono fortemente critiche e fortemente in disaccordo con una delle parti che è Israele, quindi è molto difficile questo. Le istituzioni multilaterali non sono riuscite a regolare il mondo, né la Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, né le Nazioni Unite. Per molti anni il mondo si era regolato in maniera informale, cioè c'erano le grandi nazioni, dal Congresso di Vienna in poi, dal 1812 fino alla Prima Guerra Mondiale, che regolavano loro il mondo. Non so se vi ricordate, viene ricordato nei libri di storia come il concerto delle grandi potenze. Cioè le grandi potenze si mettevano d'accordo. Se qualcuno sgarrava o c'era un pericolo, una controversia, uno scoppio di qualcosa che doveva essere evitato, lo decidevano loro e lo imponevano. Tutto questo salta dopo la Prima Guerra Mondiale e non si ricostituisce più.
Forse nel secondo dopoguerra c'è stato un breve periodo in cui funzionava ancora, per esempio ricorderete il Trattato di Monaco, quello in cui si cercò di fermare Hitler, era una forma in cui le grandi potenze andavano lì e cercavano di risolvere la cosa. Non ci sono riuscite ed è successo il disastro. Oggi cosa c'è? Nulla. La differenza è questa. Siamo passati dal sistema del concerto delle grandi potenze al sistema bipolare Unione Sovietica, Stati Uniti, e oggi siamo in un sistema che non sappiamo come funziona. Per quello ci sono tutte queste crisi. Per quello qualcuno la chiama Caoslandia, no? Il regno del caos. Le crisi non si fermano più, perché non c'è nulla che le possa regolare. In passato c'era, le grandi potenze potevano farlo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica l'hanno fatto, oggi non c'è. Per cui, per rispondere alla tua domanda, siamo in una fase di costruzione di questa cosa qua, di questo sistema di regolazione. Non sappiamo bene dove stiamo andando, perché quando sei nel mezzo di questi movimenti così importanti, storici, eccetera, tu capisci che le cose si muovono, ma non capisci dove stiamo andando. Gli ambasciatori veneziani che scrivevano delle lettere che sono considerate esemplari, se tu vai a vedere le lettere che scrivevano da Parigi durante la Rivoluzione francese, capivano perfettamente che stava succedendo qualcosa di epocale e lo descrivevano, però non sapevano dove si stava andando, la direzione che avrebbero preso le cose, perché chi vive in quel momento storico non riesce a capire dove si va. Noi oggi siamo in questa situazione. Io posso dirti che le soluzioni ipotetiche possono essere che si ricostituisca un nuovo ordine mondiale in cui le cose più o meno si aggiustano, attraverso, non lo so, un sistema bipolare tra Stati Uniti e Cina, ma non so, è improbabile che avvenga questo. Un sistema multipolare, cioè con varie nazioni, l'India, la Cina, la Germania, il Giappone, che si mettono insieme e costituiscono qualcosa. Anche questo non è facile da ipotizzare. Oppure un nuovo meccanismo multilaterale, una nuova ONU, che però la vedo molto difficile perché non siamo nemmeno riusciti a riformare quella che c'è. Perché quella che c'è, perché non funziona? Funziona perché la fotografia della fine della seconda guerra mondiale. I vincitori sono tutti rappresentati nel Consiglio di sicurezza. Il mondo è cambiato completamente e non si è aggiornato alle Nazioni Unite. Quindi basta uno dei presenti, dei 5 membri del Consiglio di sicurezza permanente, che sono quelli usciti dalla seconda guerra mondiale, che dica no e non si fa nulla, e quindi le Nazioni Unite rendono bloccate, non riescono assolutamente a entrare nel vivo delle crisi e a risolverle. Quindi la domanda, onestamente, non so dove stiamo andando. Spero però che si vada verso una forma di ordine, perché il disordine che oggi viviamo non dà solo luogo a crisi continue, te ne potrei citare tantissime, la Libia, la Siria, lo Yemen, l'Ucraina, il Nagorno-Karabakh, il Medio Oriente, quante crisi abbiamo in corso? Nessuna si chiude di queste crisi, tutte aperte. Ecco, il tenere aperte contemporaneamente tutte queste crisi è una cosa molto pericolosa. Noi non ne parliamo più, ma l'allargamento di questo conflitto e la possibilità che diventi globale c'è, insomma, oggettivamente. Per cui io spero che prima o poi si trovi un modo di regolare. Non è detto che sia un modo né democratico né giusto, perché nella storia dell'uomo le cose giuste sono state forse meno di quelle, diciamo, non giuste. Quindi spero che ci sia qualcosa. Però ti ripeto, onestamente non so che direzione stiamo andando. Ok, grazie per la risposta. Buonasera, innanzitutto grazie per questa relazione molto interessante proprio dal punto di vista di un diplomatico di professione e di carriera come lei. Volevo in qualche modo contestare, ma anche avere una sua opinione, insomma, riguardo a quello che lei ha detto, perché effettivamente è vero che su scala globale il peso della Germania, se escludiamo quello economico, come relazioni internazionali non è stato, diciamo, molto forte, almeno su scala globale. Però su scala europea e soprattutto riguardo ad un'area europea in cui lei si trova, insomma la penisola balcanica, mi sembra di dire da diciamo storico che almeno dalla riunificazione della Germania in poi ci sia stata in qualche modo una forte continuità. Cioè dagli anni 90 in poi, quando scoppia il conflitto nell'ex Jugoslavia, la Germania in qualche modo comunque simpatizza, prende le parti di Slovenia e Croazia, è la prima a riconoscerle il 1 gennaio del 1992. Oppure ancora penso alla crisi greca, quella del debito, la crisi dell'euro greca, in cui la Germania sicuramente è stato il paese principale in qualche modo a
stringere le condizioni sulla Grecia, oppure ancora penso alla crisi tra Serbia e Kosovo tra settembre e ottobre di quest'anno, in cui alcuni funzionari del governo, non mi ricordo quale ministro, hanno detto insomma che la Germania in qualche modo è pronta a intervenire nel caso in cui ci fosse questa escalation, mentre invece altri paesi sono stati molto più timidi. Cioè c'è in qualche modo secondo lei, una continuità, è per inerzia, è per questioni ideologiche, diciamo, quanto magari è voluta, quanto è più semplicemente un'inerzia di rapporti diplomatici che ormai vanno in un certo modo, cioè questa presenza tedesca nei Balcani è, diciamo, forte, è un ambito di politica estera importante per la Germania? Grazie. No, non c'è dubbio. La presenza tedesca nei Balcani è in una pura continuità storica. L'impero austro-ungarico era presente nei Balcani addirittura in maniera quasi globale, no? Fino a un certo punto. L'idea che i Balcani siano un terreno o una zona, un cortile di casa da parte della Germania e dell'Austria è ancora presente. Questa politica è stata attuata, come citavi tu, in maniera anche molto efficace. Se noi pensiamo che la Croazia è stata riconosciuta immediatamente dal Vaticano e dalla Germania, no? Perché la Germania effettivamente pensava e ritiene tuttora di avere un ruolo nei Balcani. L'Italia, per esempio, aveva un'idea completamente diversa. L'Italia pensava, poi ha puntato tutto sul mantenimento dell'ex Jugoslavia, sbagliando, ahimè, perché invece questo non è avvenuto. Ma certamente c'è la presenza tedesca nei Balcani è sempre stata una presenza importante, perché i Balcani sono considerati una specie di cuscinetto fondamentale per quanto riguarda i loro interessi di sicurezza ed economici. Non a caso la prima guerra mondiale avviene nei Balcani, Sarajevo, il colpo di pistola che si udì in tutta Europa parte da Sarajevo. Quindi i Balcani producono storia e la storia è sempre stata una storia molto sentita da parte dell'impero austro-ungarico e poi quindi della Germania, proprio perché è attenta alla loro sicurezza e ultimamente poi anche un bacino economico importante. Quindi credo è in linea con quanto più o meno dicevo, cioè la Germania anche nei Balcani perseguiva l'idea, attraverso un'azione politica coerente, di preservare la propria presenza economica a fini di interesse nazionale, come è giusto che sia, insomma. Quindi sono d'accordo, hai detto una cosa giusta. D'accordo, grazie mille. Buonasera. Buonasera. A me interesserebbe un approfondimento per quanto ha accennato prima a riguardo della Russia e dei rapporti che ha instaurato la Germania, appunto in relazione al fatto della guerra che adesso non si può prevedere come può finire, perché in una situazione abbastanza di stallo, appunto a causa dei rapporti che si erano instaurati, come posso dire, economicamente e politicamente, come potrebbe influenzare un eventuale proseguimento negativo della guerra nella situazione in Germania, ma soprattutto in Europa. Guarda, quando scoppia la guerra in Ucraina il 24 febbraio dell'anno scorso, i due paesi che sono più perplessi, la Francia per conto suo, ma i paesi più perplessi per ragioni oggettive e concrete sono proprio la Germania e l'Italia, che all'inizio, non ricorderete, erano considerate l'anello debole della nostra alleanza, sbagliando, perché poi in realtà sia la Germania sia l'Italia sono assolutamente allineate col resto dell'Occidente. Però perché si pensava questo? Perché la Germania e l'Italia erano i due paesi che avevano, e in parte hanno ancora, i migliori rapporti con la Russia. Voi ricorderete che la Germania dipendeva al 60% dalle importazioni di gas dalla Russia, era tantissimo. Il grande meccanismo produttivo tedesco dipendeva dalle importazioni di gas, che erano importazioni stabili e a prezzi relativamente contenuti. L'Italia al 46%, quindi anche noi eravamo dipendenti. Ma non era solo quello, la lista delle imprese tedesche e italiane presenti in Russia era lunghissima e l'interscambio fra i due paesi era molto forte, cosa che invece per altri paesi europei non avveniva. Quindi all'inizio indubbiamente la guerra in Ucraina è stata una catastrofe per la Germania e per l'Italia,
non è stato certo un fatto positivo. E quindi noi siamo i due paesi che più soffrono da questa cosa per ragioni oggettive economiche, come vi dicevo, di presenza in quei paesi, ma anche per ragioni, diciamo, più politiche, perché su scala diversa, ma anche l'Italia ha sempre avuto un rapporto particolare con la Russia. Noi siamo stati il primo paese che ha riconosciuto l'URSS sovietica dopo la rivoluzione, siamo stati un paese che anche durante la guerra fredda faceva cose strane in Russia. La prima fabbrica di automobili russa in Russia deslocalizzata è stata italiana, la Fiat a Togliatti-Graccio, anche noi facevamo delle cose particolari con la Russia. Insomma, credo che, come vi dicevo prima, la guerra in Ucraina possiamo considerare il simbolo della fine di un certo equilibrio all'interno dell'Europa. Dopo la guerra d'Ucraina, le conseguenze che ci sono tuttora per l'economia tedesca, per l'economia europea, per l'economia italiana e le conseguenze politiche di incertezza in cui viviamo, perché la guerra in Ucraina non sappiamo cosa succederà, sappiamo soltanto che continua a seminare pessime cose in tutti i paesi sotto tutti i punti di vista, e ha già determinato svolte epocali, perché per restare alla Germania la guerra in Ucraina ha determinato una svolta storica. La Germania ha deciso di riarmarsi con un procedimento di investimenti militari di 100 miliardi di euro all'anno, diventerà forse il quarto o quinto esercito al mondo, quindi già questo è un evento storico notevolissimo, perché sapete che la Germania sul piano delle forze armate non solo interveniva poco all'estero, o all'inizio non interveniva per nulla, ma poi riteneva che le forze armate servissero solo alla difesa del paese. Oggi già questo sta cambiando, quindi vedete quante cose stanno mutando all'interno dell'Europa. E questo perché l'Europa ha due cose che non ha fatto e che oggi si rivelano determinanti. L'Europa non è riuscita a costruire una difesa comune, cioè un sistema di difesa comune, e non ha una politica estera comune. Voi direte, ma il sistema di difesa comune è la NATO, no, non occorre farne un altro. Ecco, non è esattamente così, perché il sistema di difesa, gli eserciti, per dirgli in parole più semplici, sono funzionali alla politica e agli interessi che si vogliono difendere. La NATO non è esattamente gli interessi dell'Europa. La NATO ha interessi anche di paesi extraeuropei come gli Stati Uniti, il Canada, no? Che non c'entrano con l'Europa. L'Europa ha degli interessi specifici e il fatto che non sia riuscita a creare una politica di difesa, cioè un esercito europeo, e quindi una politica estera coerente. Non abbiamo una politica estera coerente, come vedete nei vari settori del mondo i paesi europei vanno un po' per conto loro, è un grande limite all'Europa che credo, se non è superato, comporterà l'assenza dell'Europa come interlocutore in grandi scacchieri del mondo. Vedete già oggi che sia in Ucraina sia nel Medio Oriente l'Europa non svolge un ruolo particolarmente importante, perché anche qui il mondo è molto cambiato, e adesso chiudo questa risposta. Tempo addietro l'Europa perché era così forte in Medio Oriente, così autorevole, eccetera? Perché erano anni in cui non si usavano le armi e quindi il diritto, la morale, il prestigio derivante dai principi europei, che sono sicuramente i principi più raffinati, costruiti negli anni, rendeva l'Europa un interlocutore estremamente rilevante. Oggi il mondo è cambiato, vedete paesi come la Turchia che minacciano l'uso della forza, poi lo fanno veramente, la Russia che attacca un altro paese, l'Azerbaijan che ne invade un altro, e via dicendo. Ecco, in questo contesto in cui siamo tornati un po' indietro, in cui c'è la forza militare, è anch'essa di nuovo uno strumento della politica, l'Europa che non ce l'ha si trova in una condizione di debolezza. Buonasera. Salve. Quanto è grande l'influenza di Erdogan sull'improvvisa l'espansione dell'influenza turca all'estero? Della Turchia? Sì. Ok. Cioè quanto è il gioco di Erdogan. Ma io penso una cosa, cioè molto spesso noi studiamo la storia sulla base dei personaggi, Napoleone, Hitler, Mussolini, no? E in qualche modo diamo per scontato che siano quei personaggi che hanno determinato quella storia, no? Io non credo che sia esattamente così, io credo che sia diverso, cioè credo che emerge un Mussolini, emerge un Hitler, perché in quel momento le condizioni erano tali che l'hanno prodotto. Se Mussolini fosse emerso, fosse venuto alla ribalta 30 anni prima, 30 anni dopo, probabilmente non sarebbe successo niente. Cioè io credo che siano le condizioni oggettive in cui c'è una società che producono queste cose. Ora, Erdogan è il prodotto di una certa situazione in Turchia. La Turchia, non bisogna dimenticarlo, era un grande impero. Noi italiani ci siamo un po' dimenticati di questa, cioè pensiamo in termini molto meccanici e molto economici, no?
Noi pensiamo per esempio che la Turchia ha la metà del PIL dell'Italia, allora non conta niente, la Russia ha un PIL basso, ma cosa può fare? Ecco, i grandi imperi, e non è un caso che possiamo citarne tre, la Russia, la Turchia e l'Iran, i grandi imperi fanno delle cose che noi non riusciamo a capire, cioè sono disposti a accettare sacrifici, per esempio, purché venga assicurato il prestigio del paese, che il paese venga rispettato nel mondo, tutte cose che per noi non hanno alcun valore, ma lì sono importanti. Ecco, Erdogan ha saputo entrare in Turchia in un momento particolare in cui la Turchia era molto felice sul piano economico, la Turchia è cresciuta moltissimo, per 25 anni la Turchia è stata il secondo paese al mondo per crescita economica dopo la Cina, cresceva a 2 cifre. Ecco, Erdogan arriva in quel momento e dice alcune cose. Intanto risveglia un pezzo del paese, l'Anatolia, che non era politicamente, era depressa, erano paesi poveri, con lo sviluppo economico invece si affacciano anche sulla parte politica. E poi dice di cose, recupera il sentimento religioso, l'islamismo, che la Turchia è sempre stata un paese islamico, la parentesi di Ataturk non ha trasformato il paese, è stata una parentesi appunto, e poi risveglia l'orgoglio imperiale, cioè dice la Turchia non è rispettata nel mondo come dovrebbe, io sarò il nuovo Ataturk che porta la Turchia nel mondo, cioè la porta nel Mediterraneo, ma lui è molto più ambizioso, anche oltre il Mediterraneo, sai che è presente in Africa, in Somalia, in America Latina. Ecco, questa è stata la Turchia di Erdogan, un paese che si è risvegliato, si è trovato nel momento storico giusto, perché è finito il momento, il rapporto bipolare tra Stati Uniti e Russia e ognuno era libero di fare, no? Si è stato come un liberi tutti. E la Turchia è quella che ha colto di più queste opportunità, muovendosi molto bene, molto disinvoltamente, usando lo strumento militare in Libia, per esempio, usando l'influenza in Ucraina, con cui, nonostante le velleità, comunque è stata l'unica che è riuscita a raggiungere l'accordo sul grano, per esempio, che è stato un risultato positivo, insomma, anche se poi non è stato seguito, e continua ad avere una politica di questo tipo, perché si basa appunto sull'idea del paese, che esiste lo spazio, perché la Turchia migliori. Il ruolo della Turchia oggi nel mondo, secondo i turchi, e qui Erdogan interpreta questo sentimento molto bene, non è adeguato. Loro devono contare di più, perché hanno contato di più in passato e perché non meritano questo trattamento. Ecco, questo sentimento per noi che non capiamo bene, perché non è una cosa che ci tocca da vicino, invece in Turchia, in Russia e in Iran è un sentimento che anche politicamente gioca un ruolo importante. Ok, grande, grazie mille. Ecco, vedo una mia collega connessa, si è collegato con noi anche un altro corso, quindi forse c'è una domanda da parte di uno studente del corso. Ecco, prego. Buonasera, la ringrazio per la sua conferenza e c'è un mio studente che avrebbe una domanda. Prego, con piacere. Buonasera, mi sente? Molto bene, buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda per quanto ha parlato lei del ruolo che oggi ha l'ONU. Come lei ha detto, sì, alla fine dei conti l'ONU è una fotocopia del risultato che aveva, che è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale. E diciamo, sì, l'ONU si distingue in più aspetti, di cui ovviamente abbiamo l'Assemblea Generale, che è il lato più democratico, e poi la parte più esecutiva, che è il Consiglio di Sicurezza. Alla fine dei conti oggi sì, l'ONU se ne parla tanto, le opinioni che vengono fuori dall'Assemblea Generale hanno sicuramente un peso politico, probabilmente non hanno, dal punto di vista concreto, non fanno chissà che cosa. E diciamo questo ruolo qua aspetta il Consiglio di Sicurezza, quindi nell'ottica internazionale e anche del futuro, se si volesse, come ha detto lei, immaginare un nuovo ONU dove senza questo potere di veto da alcuni stati, quanto peso effettivamente potrebbe avere un'organizzazione del genere? Ma sai, le organizzazioni di questo tipo, cioè quelle che chiamiamo multinazionali, multilaterali, direi la verità, hanno il peso che si vuole dare loro. Cioè la misura è quello che tu puoi dare. La NATO, per esempio, ha un grande peso militare, perché si è voluto questo. E la NATO è un unicum nella storia dell'uomo, perché non è un'alleanza difensiva tout court, è un'alleanza difensiva che ha un esercito permanente,
con capi di stati maggiori che sono sempre americani, che elaborano i piani, cioè è una cosa diversa. La NATO è estremamente efficace perché si è voluto che la NATO lo fosse. Gli Stati Uniti e le Nazioni Unite non sono state efficaci per quello che dicevi tu, perché sono la fotocopia di quello che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche perché non sono riuscite a rinnovarsi. Sono circa 30 anni che si parla in maniera sempre insistente della riforma del Consiglio di sicurezza, di far entrare nuovi paesi. Ci sono paesi, non so, come l'India che non sono presenti e che sono un assurdo, e stabilire dei nuovi meccanismi per cui il Consiglio di sicurezza diventi in qualche modo l'organo esecutivo, cioè quello che può fare le cose, no? Ecco, e devo dirti che qui noi italiani abbiamo purtroppo una importante responsabilità negativa, perché siamo stati il paese che più si è opposto a qualunque riforma del Consiglio di sicurezza. Perché? Perché qualunque riforma del Consiglio di sicurezza avrebbe appunto introdotto la Germania. E noi ritenevamo che se la Germania fosse stata introdotta nel Consiglio di sicurezza e non l'Italia, il divario fra i due paesi sarebbe cresciuto anche all'interno dell'Europa in maniera per noi non accettabile. Abbiamo sbagliato perché il Consiglio di sicurezza andava riformato e forse non saremmo in questa situazione con un Consiglio di sicurezza più efficace dove ci sono dentro attori importanti. Ecco, un altro aspetto che tu mi pare sollevi indirettamente è un aspetto molto importante, e cioè che l'Occidente non è più solo al mondo. Noi per troppi anni siamo stati abituati a considerare l'Europa e l'Occidente come la misura di tutte le cose, cioè il mondo cos'era? Era l'Occidente. Ancora adesso noi pensiamo che i nostri valori, il nostro modo di vivere, il nostro modo di concepire la politica sia il migliore e che tutti gli altri vogliano diventare come noi, e quelli che non possono diventare come noi c'è qualcuno o qualcosa che glielo impedisce. Se togliamo questa cosa, questo qualcuno, diventano come noi. Ecco, questo meccanismo che ti ho detto in 4 soldi, micidiale, che noi abbiamo applicato in tanti posti, l'Iraq, l'Afghanistan e adesso l'Africa, non funziona. Cioè semplicemente non funziona. Ci sono paesi che anche se tu togli il dittatore di turno, le condizioni, eccetera, non vogliono diventare come noi. Voi pensate per esempio che l'Iran voglia diventare una fotocopia dell'Occidente? No, io credo di no. L'Iran vorrà introdurre diritti naturalmente paragonabili ai nostri, ma in un contesto culturale che è il loro antichissimo contesto, che è quello dell'impero iranico, dell'impero persiano. Cioè non è pensare, scusate, l'Afghanistan, chiudo qua. Noi per 20 anni siamo stati in Afghanistan come Occidente, abbiamo indicato quelli erano i diritti, i valori e tutto quanto, non solo li abbiamo indicati, li abbiamo messi, come posso dire, in pratica, cioè abbiamo fatto le scuole aperte alle ragazze, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto, e dopo 20 anni, in poche ore, gli afghani hanno deciso che questa cosa non gli interessava. Quindi da queste cose bisogna trarre delle conseguenze, cioè bisogna riflettere su queste cose qua e capire dove sbagliamo. Io credo che la prima cosa che dovremmo fare è che la democrazia, i diritti civili come noi li concepiamo non si possono imporre, devono essere imitati, emulati, ma non imposti, perché l'imposizione, io non vedo nessun caso concreto in cui l'imposizione abbia funzionato. Pensate adesso a quello che sta accadendo in Africa. L'Africa è un caso clamoroso in cui l'Occidente nel Sahel è stato presente da anni con proprie forze militari, abbiamo educato gli eserciti, abbiamo sostenuto i dittatori impresentabili dei 4 paesi del Sahel, e adesso quegli eserciti pagati, addestrati dall'Occidente, dall'Europa in particolare, Francia e anche noi, hanno fatto 2 colpi di Stato in 2 anni, tutti anti-occidentali. Tutti. La prima cosa che hanno fatto è hanno bruciato l'ambasciata francese. Quindi anche lì il nostro intervento in quel modo in Africa è sbagliato evidentemente se non funziona. Solo che, come dicevo all'inizio di questa mia chiacchierata, bisognerebbe guardare tutte queste cose con occhi nuovi, diversi dal passato. Invece noi continuiamo a guardarli con gli occhi vecchi, dei vecchi colonialisti che tutto sommato pensano ancora di essere superiori, e questa cosa non funziona più, non è più accettabile. Dovremmo rapidamente cambiare idea. Bene, allora direi di concludere e ringraziamo l'ambasciatore Scarante per il tempo che ci ha dedicato e per gli spunti di riflessione per noi tutti. Una bussola importante in questo tempo di cambiamenti repentini e imprevedibili nella geopolitica. Bene, grazie mille. Grazie a voi.